Bentornati a Aquila, questa nuova puntata di Aquile Libere. Quest'oggi registriamo dalla fantastica cornice dell'osteria Alle Risorgive di Codroipo che ci sta appunto ospitando, e sono qui con Christian Fior che è accanto a me. Ciao Christian. Buonasera. Che oltre che essere un grandissimo poeta riconosciuto, vincitore di premi, è il nostro esperto di cultura in Aquile dal Friul e anche il referente per la zona collinare del Friuli di Aquile dal Friul. Assenza prorogata nel tempo da Aquile Libere, ma giustificata perché Christian è stato impegnato con le elezioni comunali di Ragogna del recente maggio, se non sbaglio, che ha tra l'altro incoronato un altro rappresentante di Aquile dal Friuli in consiglio comunale, perché appunto Christian è stato eletto come consigliere specializzato nell'ambito della scuola dei giovani, giusto Christian? Giusto, sì, della cultura friulana che porteremo avanti con tanta guerra, perché vogliamo tornare in Daul un pochettino te scuole, portare a Furlan, vedere che ti si tabai a casa. D'altronde, rappresentante di Aquile dal Friul non può altrimenti che comportarsi in questa maniera, cioè ribadire la friulanità e portare anche, appunto, tu che sei specializzato nella scuola dei giovani, anche i giovani vicino al friulano, giusto? Sì, e che bisogna fare imparare anche ai genitori il Furlan. Qual è la situazione a Ragogna e quali sono i primi atti da compiere per risistemare quello che a Ragogna non funziona o non va? Ma guarda, abbiamo fatto la seduta al 30 adesso, abbiamo parlato un momentino del bilancio del comune, delle prossime spese che si faranno, fra cui dentro c'è anche tanto per la scuola. Saranno rimodernate, già che un fiolo Chielo Ragogna sarà rimodernata ancora di più, facendo anche corsi in friulano. Piano piano ci stiamo organizzando, oltre a valorizzare il castello e il lago che abbiamo. Una mia curiosità, l'influenza di San Daniele, che è vicino a Ragogna, è il comune limitrofo, sì. È poco più in là, è forte, si fa sentire? Si sente perché San Daniele è conosciuto per i prosciutti, per cui diciamo loro sono cittadini. Si vedono un po' più alti rispetto a noi, però noi siamo una bella comunità, abbiamo voglia di crescere, abbiamo tanti giovani che anche adesso in questo periodo qua c'è la sagra, per cui sono tanti volontari, sono una bella comunità. Diciamo. Quindi far crescere Ragogna e San Daniele, ma tutti gli altri comuni del Friuli, per noi è importante. Tu localmente a Ragogna, perché è giusto che sia così, essendo consigliere a Ragogna, ma qui dal Friul nella globalità dei comuni lotterà per questo intento, per cui insomma portiamo avanti il Friuli, facciamoci riconoscere e assumiamo il merito che dobbiamo avere e che abbiamo. Con piccoli passi riusciamo ad andare anche lontano, l'importante è non aver fretta, perché chi corre prima o poi si inciampa e si fa male, allora è meglio andare piano. Comunque ricordiamo che essendo un consigliere possiamo far tanto e portare avanti anche la nostra bandiera. Esattamente. Io ti ringrazio Christian e ti invito presto qui ancora con noi per parlarci di Ragogna, di quella del Friuli e anche del Friuli collinare come sempre hai fatto, e ti ringrazio. Grazie mille e mandi a Ducci. Le proposte di Aquile. Sfruttamento risorse idriche e geotermiche. L'ordinamento del demanio idrico regionale deve essere completamente riformato per assicurare alle comunità locali il controllo delle risorse idriche con migliore servizio a minori costi. La Regione deve farsi carico di riportare a sé le concessioni di sfruttamento delle risorse idriche e geotermiche in scadenza e di mantenere le nuove. Ciò per evitare che passino in mani extraregionali. I concessionari devono inoltre venire vincolati a fornire energia a prezzi ridotti alla montagna.
Care Aquile, siamo qui con Giambattista, titolare dell'Osteria alle Risorgive. Ciao a che tutti. gentilmente ci ospita questo set fantastico di Aquile Libere questa sera. Da te vogliamo sapere tutto di questo locale. Intanto fate cucina tipica friulana. Soprattutto, sì. Dove siamo innanzitutto? Siamo a Codroipo, Sì, in via delle Acacce, numero 2, vicino al Parco delle Risorgive. perfetto. Noi facciamo da sempre cucina tipica friulana, da poco abbiamo anche rinnovato il locale, abbiamo fatto le camere, insomma un po' si muove. Ho visto 4-5 camere, 5 giusto? camere. Quindi chi vuole anche pernotare può farlo Sì. tranquillamente, benissimo. Io vi consiglio, se ragazzi e ragazze, anzi ragazze e ragazzi, perché oggi va di moda per dire prima ragazze e poi ragazzi, di trovare questa osteria, provarla, di venire a trovare Giambattista e provare la sua cucina perché merita. Grazie. Prego, alla prossima. Grazie a Ciao. te invece. Allora stasera si chatting insieme con Vigi dal Pisul o chi alla trasmissione una chiacchierata sugli Aquili Liberis. Mandi Vigi. Mandi Paoli. Allora, mi pare tu mi hai scontato di un paese Sì, che esiste ma nessuno le sta. Dice un esiste fantasma. ma non esiste, perché veramente non esiste. Ormai l'unica roba che esisteva era l'iglesia di San Iacum, ma col tempo è stata buttata anche perché le località che erano fatte formate di 3-4 case, 5 case, col tempo purtroppo si sono trasferiti ai paesi che sono lì donge, che le Kraui, oppure Tapoyan, perché le località si chiamano tra quei due paesi lì. E quindi è sparita completamente. Però il sodalizio culturale Tormilaghis proprio di Kraui hanno chattato dei documenti che esisteva, perché nessuno si immaginava che dal mese dei campi esisteva un paese. Hanno tirato fuori tutti i certis, lo hanno, come si può dire, rigenerato mentalmente, storicamente, e hanno fatto una festa che ha durato e dura diciamo, per 19 anni. Che la stanno facendo. Sì, per 19 anni le hanno fatto. Aspetta un momento, questo paese c'è si chiama Si chiama Palasi. Palasi, fra Kraui e Topoan. È un nome che deriva dal sloven, che non è tan lontano, e che toponomicamente vuol dire vace, superiore, insomma, a tor dal toponi che vuol dire che vace, insomma, o algo di simile. Allora, io ho fatto questi documentari perché queste sodalizie culturali Tormilaghis, che dove sono i sorestanze Edo Billa, Ledi Paron e il professor Perini che l'ha tirato fuori gli artis e che l'ha ricostruito le storie. Allora io ho chiappato le loro feste e ho tirato anche qualche scena dalle feste fatte prima e questa volta le feste sono state fatte dal Palazzo Roncato, che sono i signori che le abitano in Cumò. Insieme a Palme, che sono i figuranti di Palme, con i tamburi, con i vistos. Sbandieratori, no? Sì, erano anche che. Con le bandiere. Sì. Tutte robe dal Medioevo, quindi 1600, 1500, 1600. E queste feste erano sempre contrastate dai veneziani insieme con gli austriaci che volevano fare le feste e anche che l'altro e qualche volta poteva anche capitare morte. E ben come che succedeva perché si è eletta, basta lei anche Ippolito Nievo, le confessioni di un tuagenario e lì si ottiene le lotti che l'ha fatta con quei diari alla festa dei Moars a Revignan, no? Sì, e così su sé, in questo caso,
perché questa trasparenza che aveva quel paese lì, non c'è piccolo, ognuno voleva Sì, velo sì. per sé. Esatto. Perché Comunque- in quel periodo lì era fatto tutta tipo all'Acis, no? Sì, sì, L'Ace veneziane, l'Ace esatto. Subentravi in prima un e dopo che l'altro. E dopo che altro. E era in poi sentito di fare poi al dazi fra un l'Ace che altre, no? Altro che. Comunque dicono che i paesi lì hanno altri in Friuli e quindi noi continueremo anche magari un indomani a fare qualche documentario su altri e quindi quando sono a disposizione io metterò a vostra Disposizione. Io dico, se sono altri paesi che varessero di essi, sono. io conoscevo, ma come si è tornata a Mettinonge, si sono venuti dalla Svizzera, ma tutto a posto, un tocco di Cesal che stava colante, Bene. e Santa Marisutta di Sotto, Santa Marisutta. comincia a ripopolarsi, ma fino a 10 anni fa era proprio te vuote che colava tutto, era stato dopo la iglesia di Sant'Anna, Ecco. che l'aveva appena festeggiata. Bene. Ecco, e dunque se per il Friuli c'è altri paesi, vigi al ben volentieri a contare di loro. Va bene. E conquista un saludin e come al solito tutti furlans, favelai furlan. Mandi a Mandi. La proposta di Aquile per migliorare la viabilità nella nostra regione. Perché mai ci vuole sempre così tanto tempo a raggiungere i 3 principali capoluoghi della nostra regione, Pordenone, Udine e Gorizia? Me lo siete mai chiesto? Ecco, questo è un punto del nostro programma che vogliamo assolutamente implementare e migliorare. Dobbiamo unire il Friuli nella maniera più ecosostenibile possibile e nella maniera più moderna possibile. Noi ci impegneremo per questo.